Oggi ci facciamo un giro alla ricerca del fantasma di Brancadoria, proprio nei dintorni, nei meandri di Piazza San Matteo, davanti alla chiesa di San Matteo di Genova. È già un personaggio senza scrupoli, un sanguinario, che venne addirittura inserito e citato da Dante Alighieri nell'Inferno e nel girone della Tolomea, dove vengono appunto puniti i traditori degli ospiti. Siamo a cavallo tra il 1200 e il 1300 e si consumò un delitto, ovvero l'uccisione di Michele Zanche, suocero dello spietato e ambizioso Brancadoria. Per poterne usurpare il titolo, Brancadoria escogitò un piano, organizzò un grande banchetto e, nel momento opportuno, fece uccidere a tradimento Michele Zanche. Il cadavere fu quindi tagliato in tanti pezzi che vennero nascosti. La fine di Brancadoria fu violenta, come la sua vita d'altronde. Venne brutalmente assassinato dopo la cattura a Sassari durante una sommossa. Parrebbe che questo edificio, questa casa, sia stata la casa dove abbia vissuto Brancadoria. E secondo una leggenda antica si dice appunto che il fantasma di Brancadoria esca da questo portone, attraversi tutta la piazza fino ad addentrarsi in chiesa. La stessa chiesa che conserva ancora oggi una colonna dove il fantasma dell'assassino la toccherebbe appunto con le sue mani insanguinate fino a scomparire, e questa colonna ancora oggi ne porta i segni. Bene, anche oggi vi abbiamo raccontato una storia leggendaria. Segreto d'Esena legato al centro storico, uno dei più belli del mondo. E noi vi invitiamo a visitare la città, ma senza paura. Da Dario il leggendario Michele Zanche, il soldato della Repubblica di Genova, il temibile Brancadoria, per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale YouTube Dario il leggendario e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo segreto, con una nuova storia da raccontare.